attanagliare le menti di ogni avversaria che si appresterà a giocare qui da queste parti. La prima tra queste sarà la Royal Team Lamezia. Dopo aver accumulato una sconfitta nella prima giornata del suo campionato in quelli San Donato Milanese, la formazione di mister Giulia Domenichetti è pronta a cercare il riscatto, sfilando ancora una volta per la 12ª stagione del massimo campionato nazionale al Pala Badiali. Lo farà proponendo tutte le sue nuove calciatrici, tutte le conferme, e dunque c'è grande attesa qui dal Pala Badiali per osservare come approccerà alla sua stagione casalinga la formazione di mister Giulia Domenichetti. Abbiamo parlato di quelle che sono le novità in Casa Citizens, oggi tutte presenti le 3 neoacquiste della formazione falconarese, a partire da Cortés, Balardin e arrivando fino a Bordacchini e Gaspari. C'è tanta curiosità, Marco, nel vedere come ripartirà dopo quella sconfitta un po' arrivata in extremis il Città di Falconara. Sì, sicuramente ci sarà grande voglia di rivalsa, perché aver visto sfumare una buona prestazione a pochi secondi dalla fine, sai, un po' pesa, però ci può stare in questo sport, e quindi siamo molto curiosi di vedere praticamente l'esordio in casa tra le mura amica e davanti ai propri tifosi dalla nuova squadra di Falconara con i nuovi acquisti che hai antecedentemente elencato. Tutti ottimi prospetti e speriamo che si inseriscano il prima possibile nel migliore dei modi nella squadra. Curiosità che va allargata ovviamente anche dall'altra parte, dalla parte della Royal Team Lamezia, altra squadra che ha cambiato tantissimo alla ricerca della seconda salvezza consecutiva in questa Serie A, al netto del cambio alla guida tecnica che ha visto arrivare un calabrese ruspante, un calabrese carismaticissimo come Gigi Mardente. È tutto pronto per il calcio d'inizio, lo ricordiamo, arbitreranno i signori Zannola e Barilla, rispettivamente della sezione di Ostia Lido e Cinisello Balsamo. Si parte, inizia Città di Falconara contro Royal Team Lamezia, subito con il pallone verso Elpidio che va sul secondo palo, deve subito metterci una pezza Oselame, che poi va al rinvio alla ricerca di De Sarro. Subito transizione senza saper né leggere né scrivere, perché è già arrivata a conclusione il Città di Falconara con Aline Elpidio. Dopo 15 secondi ha dovuto metterci una pezza Oselame. Allora siamo già dall'altro lato però con la rimessa verso D'Acugna, uno dei volti nuovi di questo Royal Team Lamezia, che aumenta tra l'altro il coefficiente di curiosità, perché l'abbiamo visto, Marco, è stata una calciatrice straordinaria negli anni, addirittura nel 2017 premiata come migliore al mondo dalla rivista brasiliana e Football 7 Brasil. Elpidio, palla verso Cortés, poi ritorna in possesso la numero 4, Isa Pereira, 1-2 con Elpidio, un po' troppo lungo, poi Isa cerca con un pallone a differenza molto corto rispetto a Cortés, che quindi deve ribadire come può questa iniziativa, quindi spreca questa fase di possesso pallo il Città di Falconara, e quindi Lamezia che gioca lei il pallone. D'Acugna riceve da Foti, poi cerca De Sarro, Isa Pereira la infastidisce, però poi riesce a tornare da D'Acugna, la numero 26, pallone che viene cercato da parte di Oselame verso il movimento di Prestes, di Dudu Prestes, che aveva provato ad andare in profondità. Possesso palla Città di Falconara, Isa Pereira si appoggia da Cortés, c'è la deviazione, allora guadagna il corner se non abbiamo visto male,
anzi no, rimessa laterale guadagnata da Cortés, ex tiki-taka, naturalmente calciatrice che non ha grande bisogno di presentazioni. Qui scambia con Elpidio, palla verso Isa Pereira, ancora Cortés, viene incontro Isa Pereira, poi va ad occupare lo spazio dopo la ricerca del pallone di Cortés. Si spegne con il possesso verso la Lamezia questa iniziativa, poi subisce un colpo Isa Pereira da parte di D'Acunha, che comunque si era portata il pallone in rimessa laterale, non so quanto consapevolmente. No, è stato semplicemente un colpo fortuito, non voluto e niente di che. Elpidio, quindi si riparte da Isa Pereira. Cortés, vertice basso, adesso sale Isa Pereira che può puntare Foti, cerca però il pallone per Balardin. Cortés verso Elpidio, Balardin a riempire l'area di rigore, all'indietro da Cortés, gira e rigira il città di Falconara. Cortés cerca il pallone con l'esterno, cercare il pertugio, ribatte però D'Acunha, non è finita. Elpidio vuole il sinistro, Oselame la tiene lì questa sfera molto semplice e riparte da D'Acunha, che perde questo pallone contro Cortés. Deve rimontare la numero 17, che poi finisce per far guadagnare un'altra rimessa laterale al città di Falconara, che l'abbiamo visto ha iniziato subito a 1000 con quell'occasione di Elpidio e adesso sta occupando la metà campo come sa fare lei nelle proprie partite interne, senza lasciare grandi margini alla Royal Team Lamezia. Marco. Sì, abbiamo visto che il tema della partita è Falconara in pressione altissima, forte. Intanto Elpidio provato con il sinistro a dare ancora più adito a quanto stessi già dicendo tu. Ancora la numero 11 che prova a mettere ordine insieme ad Isa Pereira, che trova Balardin. Elpidio un po' difettosa nel primo controllo, poi però riesce a cavarsela. E allora Cortés, palla che viene sfilata lì da D'Acunha, poi Isa Pereira, De Sarro, un po' di confusione, alla fine è rimessa laterale perché il pallone era uscito nel tentativo di Isa Pereira di evitare guai più seri dopo che la compagna aveva perso un pallone difficile. Oselame sale, va diretta in porta, pallone che schizza alla destra di Anas Stari e che stava quasi per sorprenderci. Sì, è stato un ottimo spunto del portiere della squadra ospite, dove ha scagliato un fendente molto pericoloso sul secondo palo, dove D'Acunha è arrivata un po' in ritardo e che avrebbe potuto mettere la palla in rete. Forse a causa della visuale un po' coperta, comunque scappato pericolo per il Falconara, che adesso però riperde il pallone. Foti lo riporta via Isa Pereira, arriva De Sarro a riottenere in proprio favore per il Lamezia la transizione e il possesso palla. Oselame vuole De Sarro che viene in mezzo alla linea a ricevere, Elpidio correttamente sul pallone secondo il direttore di gara, e allora c'è Erika Ferrara, scambio con Balardin che va in porta. Oselame ancora una volta brava ad attendere lì un pallone troppo debole. D'Acunha ha rimesso in gioco il Lamezia e guadagna fallo la numero 17 brasiliana. Abbiamo detto essere calciatrice di quelle che aumenta l'appeal rispetto a questo campionato di Serie A femminile. Adesso in questa prima fase però non sta giocando proprio da pivot come da suo ipotetico biglietto da visita. Calcio di punizione intanto in favore delle Citizen. Con Isa Pereira che si appresta a giocare corto assieme ad Aline Elpidio. Ancora Isa Pereira, si mette nella traiettoria in maniera corretta De Sarro. Erika Ferrara riceve da Isa Pereira. Elpidio, dai e vai, pallone di ritorno proprio per Elpidio, che non può però
coordinarsi arrivando a contatto con il pallone, e allora è rimessa dal fondo per la Royal Team Lamezia, mentre proprio Ballardin lascia il campo in favore di Praticò. Adesso vediamo come sostituisce la numero 7 Silvia Praticò. Pallone alla ricerca di D'Acugna, cercata da Nani Alves, che è un'altra delle neoarrivate in casa dei lametini, portoghese, maglia numero 11, anche lei da tenere d'occhio. Qui scarica questo pallone all'indietro verso Do Amaral, ma di nuovo rimessa per il Città di Falconara. Isa Pereira e il Pidio, palla verso Isa Pereira che verticalizza rapidissima verso Praticò, non riesce a tenere questo pallone, ha alzato i giri in questo caso nella manovra, cercando direttamente il vertice più alto Isa Pereira. Sì, abbiamo visto che dopo un iniziale fraseggio improntato su un 4-0 molto rapido con passaggi stretti, in questo istante praticamente Isa Pereira ha provato subito un'imbucata centrale per Praticò e per andare a rimorchio, però l'azione non si è conclusa bene. Si accelera dunque il Città di Falconara, adesso in possesso con Praticò, riceve da Erika Ferrara, Isa Pereira dentro da Ferrara, esce Oselame fino adesso nei 3 interventi a ridosso della propria area di rigore, molto attenta. Ferrara lascia lì per Isa Pereira, suolata, palla dentro che diventa quasi un tiro verso la porta, che si spegne però in rimessa dal fondo, e allora ripartirà in possesso il Lamezia. De Sarro cerca direttamente tra le linee Do Amaral, bella giocata alla ricerca di Prestes, deve chiudere Praticò in diagonale, aveva trovato un modo per aprire un corridoio, poi forse è servita un po' troppo in ritardo in questo caso Nani Alves. Erika Ferrara pressata da Nani Alves, va da Isa Pereira, viene incontro il Pidio che riscarica visto l'arrivo di Prestes. Erika Ferrara 1-2, bella giocata del Falconara, Erika Ferrara col tocco sotto, Oselame ancora una volta alza la barricata e quindi alza gradualmente il coefficiente di difficoltà delle proprie parate, perché qui doveva davvero presentarsi a tu per tu in maniera molto attenta rispetto ad una come Erika Ferrara. Praticò, serve il Pidio che passa tra due, poi non c'è nulla, allora può ripartire il Lamezia con De Sarro, c'è anche Alves, si va dall'altro lato dove dove Do Amaral, scusate, tocca per ultima, e allora è rimessa laterale per il Città di Falconara con Isa Pereira che chiama al movimento Ferrara. Adesso Cortés torna da Isa Pereira la manovra, Isa Pereira contro De Sarro, le finte, Isa Pereira prende lo spazio, Isa Pereira dietro da Cortés, chiude benissimo il Lamezia, poi può ripartire con Nani Alves che però deve fare anche i conti con la presenza fisica di Erika Ferrara. Sempre Città di Falconara, Cortés, Isa Pereira, pallone verso Erika Ferrara, posizione del corpo per andare a puntare, c'è stato un intervento falloso in favore del Lamezia e allora calcio di punizione per le lametine. Pallone verso De Sarro, con Do Amaral aveva provato a cercare la compagna direttamente con il pallone alto. Cortés, Isa Pereira, anche lei con il lob, Erika Ferrara tra le linee, si ritrova il pallone da gestire, verticale per Praticò che cerca il movimento verso il centro, chiusura da parte di Prestes. Adesso Isa Pereira contro De Sarro, ancora Prestes ad ingaggiare il duello con Cortés. Cortés finta, palla verso Praticò e poi si ritorna a ricevere. Isa Pereira, Praticò, spazio per lasciare lì questo pallone alla ricerca di Pereira che poi aspetta un attimo in più, serve Ferrara, chiude ancora una volta molto bene Royal Team Lamezia. E adesso Praticò, Ferrara, Isa Pereira, facile per Oselame.
Ancora Isa, pallone diretto verso Praticò che si allarga, va in porta, chiusura attenta, puntuale, precisa da parte di Prestes. E dunque calcio d'angolo per il Città di Falconara, che quasi sfruttando il cambio poco fa da parte della Lamezia aveva trovato il pertugio per far andare a calciare Praticò. Pereira prova a pervenire mantenendo il possesso del pallone, ma finisce in rimessa laterale la sfera. E allora possesso del pallone ancora una volta per le lametine. Sale Oselame. Jagar, palla verso Prestes, cerca la porta Prestes. Sestari non si fida e preferisce con i polpastrelli di fatto mettere in corner. Un po' indecisa forse Ana Sestari in questo avvio, Marco. Ma sì, perché è stata praticamente poco, praticamente non c'è stato un tiro in porta, quindi sai, rimanere concentrati non è semplicissimo. Eh sì, adesso qui spreca questo pallone la Lamezia, allora arriva Ferrara dall'altro lato sul secondo, arriva puntualissima Isa Pereira per l'1-0 del Città di Falconara. Segna sempre Isa Pereira, seconda giornata per le Citizens in cui di fatto dà via lei allo sbloccarsi delle marcature. Sì, abbiamo assistito a un'ottima ripartenza dove Praticò ha allargato per Ferrara e Ferrara ha messo una palla al centro verso il secondo palo e Isa Pereira è arrivata puntuale per depositare in rete. Ottima azione per gol. Qui scusa Marco, perché da Cugna stava facendo lo slalom gigante e poi c'è voluta Cortés per arrivare a chiudere. È cambiato quindi il parziale qui dal Palavadiali. Il primo gol della stagione 2024-2025 nel vecchio hangar di Via Stadio l'ha segnato Isa Pereira. Qui intanto Sestari prova la specialità della casa, cercando di sfruttare il tiro con il portiere fuori dai pali. Adesso Lamezia che quindi deve cercare di impensierire in Città di Falconara, che di fatto ha avuto più possibilità di andare in vantaggio e poi l'ha trovato con Isa Pereira, il gol dell'1-0. Adesso rimessa nella quale si appresta a battere Cortés. Isa Pereira in verticale, palla verso Isa Pereira sul secondo per Elpidio, arriva da Cugna a metterci la punta di fatto, non per calciare in porta ma per chiudere in questo caso, e dunque poliedricità del gesto tecnico della numero 17. Cortés cerca Elpidio, si fa sentire da Cugna che sembra essere una molto prestante dal punto di vista fisico e che non bada a spese, diciamo. Oselame vuole il rinvio verso Jagar, troppo lungo, allora Sestari rimette in gioco per il Città di Falconara. Bella palla di Pereira direttamente verso Elpidio, adesso va in profondità proprio Isa Pereira, fuori misura il passaggio di Cortés. La sensazione è che quando appunto il Città di Falconara sia in grado di limare i tempi di gioco, lo può fare in maniera molto pericolosa attraverso la qualità delle proprie calciatrici. Cortés, palla verso Isa Pereira, eccola che riceve Isa Pereira verso Balardin, vuole il corridoio centrale per Elpidio, c'è deviazione, è corner in favore delle Citizens. Va a battere proprio Cortés verso Elpidio ed Oselame deve rispondere ancora una volta con una parata bassa. È stata l'ultima a toccare, è carambolato il pallone su Balardin, esatto, quindi si è ripartito direttamente dalla rimessa
in favore delle Lametine. Qui Jagar perde questa sfera contro Cortés, che poi la lascia elegantemente a Isa Pereira. Occhio a Ballardin che può puntare da Cugna. Ballardin, le finte, Ballardin, che giocata, Ballardin. Oselame ancora una volta tempestiva in uscita bassa sulla numero 7, che qui un attimo ci ha ubriacati, Marco. Sì, come si dice, ha mandato al bar anche a noi con la doppia finta. Adesso corner proprio di Ballardin verso Elpidio, ancora la numero 7. Suola e controsuola, destro-sinistro, poi palla verso Cortés. Isa Pereira aspetta il movimento di Cortés, che però rimane piuttosto statica, e allora riceve per mettere un po' di ordine. Elpidio fa il contrario e allora perde questo pallone il Città di Falconara. Jagar prova a difenderlo, a cercare il corridoio, non è una buona idea per Foti perché in equilibrio precario, finisce in rimessa per il Città di Falconara. E allora Cortés, Isa Pereira, pisata verso Cortés, che poi modera da Elpidio. Elpidio, puntata di Elpidio, Oselame col ginocchio, poi ancora Elpidio, deve metterci il suo estro difensivo qui De Sarro, che richiude su Isa Pereira. 1-2 con D'Acunha, vediamo come attacca questa profondità il Lamezia. Malissimo, perché De Sarro lascia lì il contropiede al Città di Falconara. E allora Cortés prende spazio, Cortés col tocco sotto, ancora Oselame a sbattere contro un tentativo di pallonetto dell'avversaria. Tante occasioni anche piuttosto simili tra loro per l'esecuzione del gesto tecnico a ridosso di un Oselame finora davvero molto attenta, Marco. Sì, possiamo dire che in 2 o 3 circostanze ci ha messo la classica pezza dove il Falconara poteva aumentare comunque le reti segnate. Sì, adesso continua il pressing a trazione anteriore delle Citizens. Cortés, serve Praticò, poi pallone di ritorno verso Elpidio, che sposta e calcia col sinistro. Scusate, Ballardin era stata a governare la manovra e adesso proprio lei va ad anticipare. Serve Praticò, c'è sul secondo palo Elpidio che cerca la scivolata per entrare in contatto con il pallone, non ci riesce e allora si va sul time out in favore della Royal Team Lamezia, con un'ultima grande occasione per il Città di Falconara. Sì, abbiamo visto che Praticò ha lavorato un buon pallone in banda, ha calciato molto forte in diagonale e il Pidio non è riuscito ad arrivare in tempo per il classico tap-in vincente. Adesso vediamo come predisporrà nuovamente in campo rispetto all'atteggiamento, io credo, soprattutto la sua formazione Gigi Mardente, una squadra che fino adesso forse ha un po' peccato sotto il punto di vista del coraggio, ha pressato poco la Royal Team Lamezia. Sì, ma secondo me anche merito, anzi soprattutto merito del Falconara, perché ha fatto un gioco molto offensivo, molto propositivo e dove abbiamo visto che ha alternato le diverse giocate. Per esempio quando entrava Praticò aveva un po' più di profondità, e invece quando entrava, che ne so, Ballardin al posto di Praticò si sviluppava un gioco molto più lavorato, un simil 4-0, e dove non dava praticamente punti di riferimento alla Lamezia. Quindi molto brava la Domenichetti a preparare questa partita. Sì, come avevi detto anche in apertura, rispetto alla tendenza di questo Città di Falconara a poter giocare anche con il 4-0, viste le caratteristiche piuttosto trasversali tra le calciatrici in favore di mister Giulia Domenichetti. Qui Sestari non può riottenere il pallone da Erika Ferrara e allora ovviamente preferisce non trasformare questa situazione in un calcio di punizione ravvicinato per la Royal Team Lamezia, che al contrario ripartirà dal calcio d'angolo. Pallone verso D'Acunha, che calcia al volo ma in maniera piuttosto negativa. Pallone diretto verso Praticò, che cerca il grandissimo gol, non riesce a calibrare questo pallonetto con il pallone che gli rimbalzava, il portiere in uscita, non proprio semplicissimo, e a riguardo proprio
delle verticalizzazioni velocissime. Qui si era arrivati direttamente da lei a partire da Sestari. Qui grandissima giocata di Prestes che se ne va ad Isa Pereira, poi deve chiudere il pidio. C'è stato il fischio perché era entrata prima con troppa eruenza e poi ha trattenuto Isa Pereira, e dunque calcio di punizione per Royal Team Lamezia, che alle volte, esatto, ha costruito delle situazioni proprio a partire dalla banda di destra e dalla creazione di superiorità numerica, figlia di giocate personali di fatto. Penso a questa di Prestes e a quella di Nani Alves di prima. Qui Sestari cerca, praticò, va a vuoto da Cugna, praticò, esce ancora una volta Oselame, specializzatasi quest'oggi in uscite basse, la numero 2, per forze di causa maggiore, ovvero per il fatto che il Falconara arriva forse troppe volte in maniera facile lì davanti. Vabbè, ma sono due circostanze fotocopia. Si sono fatti sorprendere dal rilancio perfetto della Sestari, per carità di Dio, però un po' troppo pigre nel correre verso l'indietro, e infatti 2 volte è riuscita a mettere giù la palla praticamente dentro l'area della Lamezia senza essere ostacolata da nessun difensore. Eh sì, dunque un po' di leggerezza in questo caso da parte della Royal Team. Qui Ferrara schiocca il sinistro, ma finisce alta, altissima la conclusione di Capitan Erika Ferrara all'8ª stagione con il falco nel cuore, con il falco sul petto, capitanissima di questo Città di Falconara, ovviamente Erika Ferrara. De Sarro prova ad andarsene via mettendo il corpo prima della pisata, non riesce però al cospetto dell'anticipo di Isa Pereira, che di fatto concede la rimessa laterale alle lametine. Qui Fotti si appoggia da Cugna, poi Prestes, controllo un po' difettoso, poi lascia lì un pallone sanguinoso, praticò, e Oselame praticamente miracoleggia sul colpo sicuro di Silvia Praticò. Miracolo questo della ex Molfetta. Nemmeno corner, e quindi rimessa laterale. Adesso va Ferrara che serve Praticò, ancora una volta la numero 5 viene detto di no. Colpo di Reni straordinario qui da parte di Oselame, che veramente sta tenendo tutto fermo sull'1-0 attraverso delle grandissime parate. Isa Pereira converge verso il centro e aspetta il movimento di Ferrara. Eccolo che arriva, verticale per Isa Pereira. Foti arriva ad alzare la barricata difensiva per la Royal Team Lamezia. E adesso Ferrara chiama lo schema, va al centro Cortés, Praticò, serve Erika Ferrara che si ritrova in un secondo momento il pallone dopo che di fatto da Cugna glielo aveva sporcato. È riuscita comunque ad arrivare alla conclusione, forse anche calciando il destro di Vicente da Cugna. Angolo comunque per il Città di Falconara. Al centro verso Ferrara, ancora una volta chiusura, questa volta di Prestes. Cortés si appresta a battere la rimessa, esce dai blocchi Erika Ferrara, c'è Isa Pereira che indietreggia di qualche metro e passa da Sestari. Cerca Ferrara, occhio a lei che si coordina e prova di fatto una giocata che sarebbe stata straordinaria, ma comunque anche in questo caso, come hai detto prima, in sequenza a quelle situazioni nella quale ha dimostrato un po' di leggerezza, il Royal Team Lamezia si è fatto scavalcare dal semplice rinvio da parte di Diana Sestari. E allora il Falconara ha provato a rigiovarne. Ferrara, Isa Pereira cerca il pallone di ritorno verso la numero 16, che però non può raggiungerlo. Allora di nuovo in controllo Lamezia, che però si precipita in avanti senza fare i conti con Isa Pereira, che ha chiuso. Prova ad andarsene Ballardin, è stata anche lei l'ultima a toccare.
Allora Prestes da Cugna, bella palla di prima, errore poi però della numero 17 che forse qui ha richiamato il movimento di Dessarro, è arrivato un pelo in ritardo perché credo che quella sia stata una modalità d'uscita già testata, diciamo, dalla Royal Team Lamezia, che qui spreca clamorosamente una possesso palla. Ferrara però si fa ancora una volta anticipare da Oselame. E allora guai scampati per la Royal Team Lamezia. Foti viene incontro da Cugna che fa da intermedio, poi si appoggia da Jagar e di nuovo Foti da Cugna, un po' troppo macchinosa la Royal Team Lamezia, anche se qui adesso sta gestendo con minuziosità questo pallone. Arriva Isa Pereira però, allora rimane trincerata nella propria metà campo la formazione di mister Gigi Mardente. Oselame si appoggia da Prestes, prova ad andarsene con la giocata. Prestes poi cerca Jagar, mette ordine Cortés e si ripassa da Sestari. Bellardin, Cortés di nuovo da Bellardin, Erika Ferrara, Ballardin, lancio lungo verso Isa Pereira che sposta, attende il movimento di Ferrara, eccolo che arriva, preferisce però tornare dalla numero 7 il città di Falconara. Ballardin contromovimento e poi pallone di ritorno di Ferrara, troppo prevedibile, la tiene il Lamezia che poi però spreca con Maria Jagar, pivot croata della quale il presidente della Royal Team ha parlato molto bene in settimana, esprimendo la contentezza per aver completamente a disposizione, dato completamente a disposizione di mister Mardente l'organico attraverso appunto Jagar e Da Cugna, ma la sensazione è che la croata sia un po' in ritardo dal punto di vista atletico, Marco. Sì, ma ho visto anche che durante il riscaldamento spesso veniva a bordo campo a farsi massaggiare il retto femorale, forse ha qualche piccolo problema fisico. Eh sì, adesso qui intanto c'è stato il fischio da parte del direttore di gara perché in pressione Falconara ha commesso fallo. Manca 2:40 allo scadere del primo tempo, lo ricordiamo 1-0 per Falconara, l'ha sbloccata Isa Pereira più o meno al 9° minuto. Cortés, Isa Pereira, pallone di ritorno verso Cortés, deve chiudere Lamezia che però sbaglia. Cortés col tocco sotto e il Pidio riesce a sporcare questo pallone tanto quanto basta per farlo tornare a Ballardin. Deviato il destro di Ballardin e allora corner ed occasione per il time out di Giulia Domenichetti, che forse adesso vorrà correggere un po' il discorso della freddezza magari sotto porta, perché comunque la partita è sì rivolta in maniera preponderante verso il città di Falconara, ma se comunque non aggiungi al parziale reti rischi di portarti avanti una grana che poi la Royal Team Lamezia può sfruttare. Certamente questo sport è imprevedibile, le partite non sono chiuse neanche con 3 gol di vantaggio, figuriamoci con un gol solo e poi con un secondo tempo intero da giocare praticamente. Quindi è ovvio che deve cercare di incrementare il più possibile e prima possibile no, però il più possibile il vantaggio per non dover soffrire fino all'ultimo secondo. Eh sì. Adesso è finito il tempo del time out, è scaduto il minuto e quindi si riparte dal corner guadagnato poco fa dalla città di Falconara. Andrà Cortés a battere una delle ormai più inserite a quanto sembra. Intanto qui il destro di Ballardin che va a sbattere però ancora una volta contro il muro, è retto da Oselame.
corner per il Città di Falconara, ancora una volta dentro il pallone cercato da Cortés. Cortés dentro, chiusura, Balardin prova ad incrociare il sinistro, pallone che esce di poco. Prestes arriva, tempestiva Cortés che guadagna anche rimessa laterale, non lascia scampo alla Lamezia qui Falconara, che continua a schiacciare nei primi di fatto 20 metri della metà campo difesa da Oselame le biancoverdi, quest'oggi in maglia granata. Pallone verso Balardin, di ritorno da Cortés che non riesce a prolungare per il movimento in verticale di Elpidio, rimessa laterale sempre in favore delle Falchette. Cortés, Balardin, ancora Cortés, torna da Balardin, tacco di ritorno cercato da Elpidio, sarebbe stata una giocata davvero illuminante, ma la Lamezia che tiene il controllo del pallone, arriva la chiusura di Cortés che guadagna rimessa laterale, e non è la prima volta che la numero 4 davvero rende preziosissime queste chiusure, tra l'altro guadagnandosi anche il possesso del pallone, a sinonimo del fatto che il Falconara sta arrivando davvero sempre prima della Lamezia. Qui cerca il pallone verso il Elpidio, la numero 4, c'è la chiusura, dunque ancora Cortés, 1 minuto e 10 secondi da giocare. Isa Pereira suola all'indietro in sicurezza verso Anas Estari che cerca Cortés, esce Oselame con la schiaffata di fatto verso la rimessa laterale. Sembrerebbe anche che Letizia Cortés possa aver subito un colpo, di fatto comunque nulla di grave, si è già rialzata la numero 4 di mister Giulia Domenichetti, allora si può ripartire con Balardin che cerca Elpidio trovando però Prestes che gioca con la squadra avversaria, però ancora Balardin. Cortés sposta e poi cerca un pallone difficile, può ripartire Lamezia. Jagar, bel pallone di ritorno verso Jagar che va in porta col sinistro, troppo lieve da impensierire chiunque, allora può ripartire Falconara che preferisce però moderare con Balardin e Cortés. Ecco la numero 4, sale Isa Pereira, pallone dentro verso Pereira che sterza, Pereira, chiusura, Jagar va a completare il disimpegno, poi è lei l'ultima a toccare e allora ancora una volta si ripartirà con il leitmotiv del possesso palla in favore del Città di Falconara. Balardin punta, Balardin va in porta col destro, chiude Sorrentino e 10 secondi allo scadere del primo tempo. Batte Cortés da Isa Pereira, sempre Cortés, bella transizione verso Elpidio e poi deviazione quasi fatale di Prestes, ma che comunque salva ancora una volta Oselame dal gol del 2-0. L'aveva costruita benissimo qui, da destra verso sinistra in pochi semplici ma altrettanto efficaci tocchi il Città di Falconara. Balardin cerca Isa Pereira che si sgancia dai blocchi, ha provato a coordinarsi in mezza spaccata per arrivare a contatto con questo pallone famelico in questi ultimi 10 secondi il Città di Falconara, perché l'abbiamo detto, il tema del 2-0 aleggia sul Palavagliali ma stenta ad arrivare. Pallone verso Elpidio che si coordina e poi Balardin sulla sirena non può più nulla perché è scaduto il primo tempo, è scaduta la prima parte di gara che ha visto il Città di Falconara comunque giocare molto bene, andare a riposo, però forse un po' insoddisfatta rispetto alle occasioni create perché si va a riposo sull'1-0. Sì, certamente poteva fare un'altra rete minimo perché le occasioni ce l'ha avute, quindi come hai detto te poc'anzi forse è mancata un po' di freddezza sotto porta, un po' di fortuna e comunque l'estremo difensore ospite ha fatto interventi strepitosi.
Bentornati dal Pala Badiali, è tutto pronto per l'inizio della seconda frazione. Si riparte dall'1-0 maturato nei primi 20 minuti dalla squadra di Giulia Domenichetti, che però, l'abbiamo detto, non è andata negli spogliatoi proprio completamente sazia, in virtù di un risultato che forse poteva essere un po' più largo in favore delle Falchette. C'è stata una grande Oselame da un lato e adesso la Royal Team Lamezia dunque in questo secondo tempo può cercare di mettere da subito i bastoni tra le ruote alla formazione falconarese. Adesso vedremo come Marco intanto arriva subito, neanche a dirlo, invece il gol del raddoppio per il Città di Falconara con Erika Ferrara che batte la numero 2. Sì, abbiamo visto che Falconara, come all'inizio del primo tempo, è andata subito in pressione forte sul portatore di palla e una leggerezza in fase di trasmissione della Lamezia, ha lasciato palla lì e il capitano con un diagonale forte è riuscito a battere l'estremo difensore della Lamezia. E dunque completa subito l'opera che non gli era riuscita nel primo tempo di portarsi su 2 lunghezze di vantaggio la squadra di mister Giulia Domenichetti con il proprio capitano, abbiamo detto, questa stagione all'8ª in maglia Citizens. Non poteva mancare dunque nell'esordio casalingo del Città di Falconara anche il gol del proprio grande capitano. Qui Isa Pereira lascia il pallone lì in mezzo per De Sarro, che poi cerca Prestes, deve chiudere Elpidio che poi perde il suo pallone a sua volta. Foti cerca di andarsene, chiude in qualche modo la formazione di mister Giulia Domenichetti. Poi Praticò in coadiuvazione con Elpidio, strappa un pallone che stava per trasformarsi in maniera molto pericolosa. C'è voluta la chiusura da parte di Foti, rimessa battuta dal Falconara. Elpidio, Erika Ferrara viene incontro, cerca il corridoio, lascia spegnere questo pallone sino alla rimessa dal fondo la Royal Team Lamezia, che in un modo o nell'altro adesso dovrà trovare il modo di uscire con più pericolosità per cercare di riaprire una partita tutt'altro che semplice. Ferrara, ancora Erika Ferrara, prova ad andarsene ad Acugna, poi però deve rimontare sul pallone sporcatogli dalla brasiliana. Se sta rimette direttamente in rimessa dal fondo, allora sarà Oselame a ridare via alla manovra. Viene incontro De Sarro, entrata durissima da parte di Isa Pereira ma corretta secondo il direttore di gara. Poi Elpidio sfila il pallone a De Sarro, Elpidio sposta, Elpidio trova sul secondo palo Silvia Praticò per il gol del 3-0 Città di Falconara. Sì, abbiamo visto che il Lamezia sicuramente ha accusato il colpo del 2-0, che non è più riuscita a riorganizzarsi e a uscire fuori palla al piede, e anche in questo caso è stata pressata molto forte dalla Pereira, e dopodiché ha innescato la ripartenza di Falconara, e dove l'Elpidio ha lavorato un bellissimo pallone per mettere in rete un tap-in vincente alla Praticò. Eh sì, tutto in discesa, quindi adesso per il Città di Falconara un po' come le discese straordinarie di Isa Pereira per arrivare a pressare così forte e sfilare il pallone, è un po' come poi ha servito per Praticò e Elpidio. 3-0 quando sono passati 2 minuti e 7 secondi nel secondo tempo, e dunque un po' all'angolo adesso la Royal Team Lamezia. Qui va in pressione Elpidio scivolando, quindi può uscire con piuttosta agevolezza Lamezia, che però poi spreca
il possesso del pallone. Allora Sestari entra Ballardin al posto di Isa Pereira, che è uscita un po' claudicante dal campo. Si ripartirà dalla rimessa che la Lamezia riconsegnerà infatti alla Falconara. E allora Sestari, Ballardin verso il Pidio, Foti si mette in mezzo alla linea di passaggio, poi cerca la profondità, Erika Ferrara gli sbarra la strada in bello stile prima di subire fallo. Allora riparte il Falconara, Ballardin, dai vai, il Pidio serve pratico che difende, poi riporta al centro verso il Pidio che cerca il destro, fuori misura, mal calibrato da parte di Elpidio. Foti fa salire un po' il baricentro del suo Lamezia, poi De Sarro costretta a reindietreggiare dalla pressione di Elpidio, poi arriva Ferrara a completare l'impegno, ancora Ferrara, slalom, Ferrara fino in fondo, Ferrara poi strozza troppo un pallone che poteva rendere più pericoloso. Ballardin, Erika Ferrara un po' superficiale, allora gli porta via il pallone Prestes, Jagar torna da Prestes che cerca l'incursione, adesso rimessa laterale in favore di Lamezia, che qui stava per sfruttare un attimo di superficialità della capitana del Falconara. Sì, un po' di leggerezza, ma ci sta, comunque è venuta subito richiamata dal mister. Batte Prestes che torna da Jagar, libera il Falconara, poi Oselame quasi commette fallo calcolando male le misure della propria area, ci ha voluto il richiamo da parte delle compagne in questo caso. Sestari prova ad uscire, il Falconara, bellissima giocata qui di Elpidio che aveva lasciato questo pallone per Cortés, che pur non salendo a dovere comunque ha visto la compagna guadagnarsi il calcio di punizione. Adesso ha fatto il suo ingresso in campo per la prima volta anche Gaspari, calciatrice classe 2002 della quale abbiamo parlato in apertura rispetto alle new entry di questo Falconara, proveniente dal Futsal Prandone, una giocatrice anche lei dunque che per la prima volta in questa stagione e più in generale in assoluto gioca qui al Paolo Abaiali. Sicuramente sarà una bella emozione, Marco. Sì, sicuramente conoscendo la ragazza sarà anche emozionata perché ci tiene molto. Tanto attenzione, scusa, perché Da Cugna stava per rendersi pericolosissima e poi Jagar va a concludere l'azione. Stavamo dicendo di Gaspari, calciatrice interessante. Sì, sì, molto interessante, ha dei mezzi tecnici notevoli e sicuramente se riuscirà a entrare bene in categoria potrà dire la sua e togliersi delle soddisfazioni. Da Cugna s'appoggia da Oselame, poi bella uscita qui della Lamezia, verticalizzazione rapida verso Prestes che però poi sbaglia la misura del passaggio di ritorno verso Da Cugna, può ripartire proprio la numero 15 che prova la giocata chiusa da Jagar, che poi con il batti e ribatti guadagna la rimessa laterale in proprio favore. Prestes a sbattere contro la pressione inalzata da Cortés. Rimessa laterale per le Lamettine con il rischio clamoroso di Do Amaral che poi se la cava con un fallo guadagnato. Allora calcio di punizione
per la formazione di mister Gigi Mardente, che al quinto minuto di questa sua terza gara stagionale, questo secondo tempo della sua terza gara stagionale, non ha ancora trovato una rete, perché lo ricordiamo, la formazione biancoverde ha perso 9-0 a Pescara durante la prima giornata di questa Serie A Fables, poi ha perso 3-0 contro le Materane. Intanto attenzione qui al destro di Isa Pereira, stavamo dicendo del dato un po' preoccupante rispetto al numero delle reti segnate, perché ancora oggi qui al Palavaglia recita 0 dopo di fatto 2 giornate e mezzo, diciamo, di questa Serie A Fables. Marco. Sì, abbiamo visto che fa molta fatica a costruire delle situazioni che le possono condurre alla rete avversaria, e avrà bisogno di tempo soprattutto per le nuove. Sì, forse tante novità comunque in casa Lamezia necessitano di un periodo di modellamento un po' più prolungato, e lo stiamo vedendo. Qui intanto ha provato a prolungare questo pallone Do Amaral, iniziativa che sfuma in rimessa laterale in favore del Città di Falconara. Cortés, Isa Pereira, di nuovo da Gaspari, che prova ad andarsene con la giocata di Fino sullo stretto, non riesce però a creare la superiorità numerica da quella situazione, e allora rimessa laterale per Lamezia. Poi arriva Ballardin ad infastidire questa iniziativa, il pallone che aveva toccato Prestes però era già uscito, e quindi di nuovo rimessa per la Royal Team Lamezia. Oselame direttamente in porta, Sestari si precipita verso Isa Pereira. C'è stata la deviazione, sì, c'è stata la deviazione da parte di Do Amaral, e dunque è corner per il Città di Falconara. Davvero una foga agonistica rispetto a questa rimessa in gioco di Sestari, proprio eloquente dal punto di vista del linguaggio del corpo. Qui il pallone che Isa Pereira cerca di spedire verso il centro, ma che viene chiuso dalla Lamezia. Comunque in possesso Città di Falconara, non riesce a raggiungere questa sfera Gaspari. Comunque c'era stata la deviazione da parte di Aliotta, capitana, una delle poche di fatto che comunque sono rimaste alla Lamezia. Qui intanto attenzione alla giocata che Prestes prova a dare di ritorno verso la Aliotta, chiude Falconara, ma rimessa per il Lamezia, che qui adesso si vede fischiato il cambio di rimessa, perché Do Amaral ha battuto in movimento. Gaspari all'indietro da Isa Pereira, vediamo se va direttamente da Ferrara, che adesso è il vertice più alto del Falconara. Eccola Erika Ferrara, viene ad elaborare la tela delle Citizens. Gaspari, Isa Pereira, Cortés verso Isa Pereira, subisce anche un colpo durissimo da parte di Prestes nel proseguo di questo giro palla. Adesso va a ribattere Cortés, ha già attutito il colpo, quindi allora va in pressione su Jagar, la numero 4. Cercato Aliotta, Jagar, ma c'è la chiusura di Isa Pereira. Erika Ferrara, Elpidio s'accentra, Elpidio mette il turbo, poi c'è la chiusura con le proteste del Palavaglia, ma Lamezia che di fatto sta continuando a giocare in maniera un po' troppo precipitosa i palloni con la quale entra in contatto. Qui bella giocata di Ferrara, Elpidio lascia scorrere, Elpidio per Ferrara che non premia appieno il passaggio che sarebbe stato sicuramente vincente da parte di Elpidio, se solo ci avesse creduto un po' di più Erika Ferrara. Rimessa Falconara, Elpidio all'indietro da la numero 21, dalla capitana Erika Ferrara. Elpidio
all'indietro, piccolo malinteso, può salire Sestari che cerca Isa Pereira, provate a coordinarsi a mo' di scorpione, non toccando però questo pallone. Jacar Aliotta, bella palla d'esterno verso D'Acunha, è sempre aggressivissima in fase difensiva il Città di Falconara, che comunque fa della grande intensità difensiva una delle sue caratteristiche principali, perché lo ricordiamo, nello scorso campionato la squadra di Giulia Domenichetti era stata, attenzione qui a Ferrara che cerca Isa Pereira, le finte, Isa Pereira, chiusura da parte di Prestes, quasi sulla linea della porta. Stavamo dicendo, Marco, della grande caratteristica del Falconara di non subire tantissime reti. Nello scorso campionato è stata la migliore difesa della Serie A. Sì, fa della pressione altissima e della marcatura uomo molto intensa una delle sue armi migliori, il Falconara. Adesso abbiamo visto che è stata sanzionata mister Domenichetti, molto probabilmente per una protesta nell'azione precedente, dove era stato fatto un fallo sull'Elpidio, e ho visto il cronometrista che comunque richiamava l'arbitro e l'arbitro l'ha sanzionata. Eh sì, qualche protesta di troppo da parte di mister Giulia Domenichetti, a sinonimo del fatto che comunque nonostante il 3-0 non c'è tanto da posarsi dal punto di vista dell'atteggiamento sugli allori. Isa Pereira, Erika Ferrara, vertice alto, in questo caso ricoperto da Praticò, riceve però Elpidio sull'altro versante, non riesce ad indirizzare questo pallone verso la porta di Oselame. Allora appuntamento per il 4-0 da rimandare per il Falconara. D'Acunha viene incontro e poi riappoggia da Prestes. Pratico, tarantolata in fase di pressione lei e tutto il Falconara. Aliotta torna da D'Acunha, Oselame prova ad uscire, Royal Team Lamezia, poi ancora D'Acunha, 2 volte, 3 volte, una quarta, non riesce a tenere in campo questo pallone in proprio favore. E dunque Isa Pereira all'indietro dopo aver ricevuto dalla rimessa laterale battuta da Ferrara, che qui prova a dare il pallone di ritorno ad Aline Elpidio. C'è stata deviazione da parte di una giocatrice in maglia granata, anche se l'ultima a toccare era stata proprio Elpidio. Oselame al rinvio lungo, diventa un tiro non volontario verso la porta di Ana Sestari. De Sarro non può nulla. Praticò e Elpidio, scambio e poi va lei in profondità. Ferrara riesce a ricevere, Ferrara sullo stretto, il campo finisce. Sarebbero stati dolori seri per Lamezia qualora avesse trasformato questo dribbling Erika Ferrara. Foti, D'Acunha direttamente da De Sarro, poi di nuovo Foti a convergere tra le linee, doppia pressione, Elpidio Praticò che gli sfila il pallone. Isa Pereira, Praticò si gira, va sul sinistro, poi D'Acunha però gli deve dire di no, come al solito molto molto brava Praticò a venire a ricevere anche tra le linee quando non lo fa come vertice proprio profondissimo, diciamo. Isa Pereira si appoggia da Balardin. Elpidio di nuovo da Isa Pereira sul versante opposto rispetto a quello occupato dalla brasiliana numero 7. Si opta per Praticò che sguscia via ma non riesce a battere Oselame, che quest'oggi ha fatto di questo tipo di uscite la propria skills principale, se vogliamo. Balardin serve Praticò che calcia altissimo, corpo tutto all'indietro
da parte della numero 5 su questo pallone, che però era stato calibrato con un filo di imprecisione di troppo da parte di Ballardin. Foti va lei a rimettere in gioco per Lamezia. Isa Pereira strappa questo pallone, poi serve Elpidio Praticò e si era creata anche qui un'occasione potenzialmente molto pericolosa per Oselame. Solo corner per le Citizens. Isa Pereira verso Ballardin che punta De Sarro. Ballardin di nuovo da Isa Pereira. Praticò, vediamo se aspetta movimenti. Praticò si gira, troppo lungo il controllo e allora accomoda tra virgolette all'indietro verso Isa Pereira perché il pallone era un po' impreciso. Elpidio, destro-sinistro, poi non può nulla contro la pressione di D'Acunha che gliela porta via in un primo momento, ma arriva come al solito una giganteggiante Isa Pereira a mettere, diciamo, bastoni tra le ruote a ogni avversaria che si appresta a girovagare dalle sue parti. Adesso qui ha avuto la peggio D'Acunha, arriva sempre fortissima al numero 16 di casa Falconara, che è un'altra delle calciatrici insieme ad Erika Ferrara che di stagioni qui a Falconara ne sta giocando tante consecutive, perché questa è la sesta in maglia Citizens per la numero 16. Adesso esce tra gli applausi del Palabadiali D'Acunha, sperando che naturalmente non si sia fatta male come preoccupantemente sta dando a vedere, poiché sarebbe un peccato per il Lamezia di mister Gigi Mardente, che l'abbiamo detto, anche se non al completo, quest'oggi sta facendo affidamento su buona parte della squadra che ha allestito in estate. Manca Correia, che tra l'altro è un volto non nuovo dalle parti di Falconara perché è stata un ex. Intanto qui attenzione alla gran giocata di Cortés, che si presenta così al Palabadiali, suolata e destro verso l'angolino, in buca d'angolo. 4-0 per il Città di Falconara. Sì, grandissima giocata dove ha fintato di andare a sinistra, si è spostata verso il centro e ha lasciato partire un fendente a Fittipallo, dove questa volta l'estremo difensore della Lamezia non ha potuto fare nulla. 4-0. Eh sì, repertorio di fino della Cortés che batte Oselame, fa 4-0 e probabilmente è un gol che chiude i giochi qui al Palabadiali, soprattutto vista la sterilità di questo Lamezia, che di fatto non ricordo, Marco, abbia impensierito mai in maniera sussistente la Sestari. No, sicuramente no, non abbiamo visto delle azioni o delle conclusioni comunque che possono aver impensierito la Sestari. Però sai, in questo sport non dobbiamo dare mai nulla per scontato, anche se effettivamente il Falconara è in pieno controllo della situazione. Esatto, adesso si ripartirà con De Sarro che gioca all'indietro da Nani Alves. È stato il fischio da parte dell'arbitro che fa ampi cenni delle modalità attraverso cui ha messo mano al fischietto, ovvero ha spinto troppo in questo caso Cortés. Calcio di punizione in favore di Lamezia con Nani Alves stessa che va a battere. Poche pretese da questo calcio di punizione per Lamezia. Ballardin cerca Isa Pereira, pallone che si spegne in rimessa laterale per Lamezia.
minuti, se ne va in bello stile. Poi cerca la giocata ulteriore, ma c'è Ballardin a dirgli di no. Ballardin prova ad iscriversi anche lei a tabellino del Palamadiali. È corner perché c'è stata la deviazione sulla giocata di Ballardin. Palla dentro verso Cortés, chiusura di Prestes. Isa Pereira da Cortés. Gaspari che intanto è rientrata. De Sarro prova ad andarsene con un guizzo. Gaspari si frappone tra lei e la palla per far sì che questa scorra in rimessa laterale. È già battuta la città di Falconara. Cortés all'indietro da Sestari che scodella questo pallone verso Ballardin. C'è la deviazione che favorisce il controllo semplice di Oselame, che poi a sua volta aveva verticalizzato con un lob verso una sua compagna. Nulla da fare, torna in possesso città di Falconara. Prestes vuole Nani Alves, fa da muro Isa Pereira al facile scorrimento di questo pallone fino alla rimessa dal fondo. Isa Pereira è già di nuovo in avanti Falconara con Ballardin, deve dirgli di no Foti. Isa Pereira prova direttamente dalla rimessa laterale, guadagna un corner la numero 16 che adesso torna a ricevere. Ballardin, Cortés, Ballardin, Isa Pereira, movimento alle spalle di Ballardin, servito da Isa Pereira. Ballardin, Cortés, verticale verso Isa Pereira che quasi però non favorisce la numero 7 tramite una deviazione. Qui aveva provato a riportare via questo pallone a ridosso del limite dell'area di rigore, nulla da fare perché ha chiuso la Lamezia, ma il pallone è sempre e solo del città di Falconara. Isa Pereira, Cortés, bella giocata verso Ballardin, si muove molto bene l'orchestra del città di Falconara. Ballardin, Isa Pereira, cercato un pallone in opposta direzione rispetto al movimento che gli aveva chiamato Cortés, che forse a quel punto avrebbe potuto ricevere solo raso terra vista la pressione che gli aveva portato Foti a Isa Pereira. Da Cugna che è rientrata, dunque nulla di grave come ci auspicavamo in occasione di quel caso di infortunio di poco fa. Qui pallone verso Gaspari, Gaspari ad un passo dal gol all'esordio. Gli deve dire di no ancora una volta Oselame. Aveva anche controllato bene per prepararsi al tiro. Pallone all'indietro verso Ballardin. De Sarro prova ad ingaggiare l'1 contro 1. Arriva Sestari che poi concede il pallone verso gli spalti. Da Cugna, possesso Lamezia, palla sbagliata e allora Elpidio prova ad andarsene ma non guadagna nemmeno il corner, perché di fatto allora Oselame ha toccato il pallone, perché qualora non fosse stato così probabilmente c'erano gli estremi peraltro a quel punto. Ma forse nel ricadere ha toccato il pallone mentre andava verso il fondo. Cortés nella metà campo del Falconara. Erika Ferrara. Cortés. Bella palla verso Elpidio di Gaspari. Elpidio salta Oselame e poi però si defila troppo rispetto alla porta. Ma qui Gaspari ha dimostrato di essere già completamente inserita nell'organico di mister Giulia Domenichetti. Qui intanto Prestes stava per fare una giocata monstre di ritorno verso Da Cugna. Qualità lì nello stretto tra Gaspari ed Elpidio.
alla quale poi è mancato solamente l'ultimo guizzo. Sì, probabilmente l'Elpidio, se passava la palla a Ferrara sul secondo palo, si sarebbe vista un'altra rete, però ci può stare, dai. Ferrara viene a ricevere a centrocampo, praticò grande palla di Elpidio verso Ferrara, che poi pecca nel primo controllo. Tante giocate di alta qualità per il Città di Falconara. (4:39) ancora da giocare e 4-0 in favore delle Falchette. Da Cugna chiude Cortés, che poi dimostra un determinato carattere. Non sarebbe così, non potrebbe essere altrimenti per una calciatrice del calibro di Leticia Cortés, lo ricordiamo, campione d'Europa di fatto. Qui eccola, la numero 4 che controlla questo pallone, serve a Praticò che sposta e va sul sinistro. Praticò di poco non bissa con la doppietta personale. Prestes aspetta il movimento di De Sarro, che però non arriva, e allora rimessa dal fondo per Città di Falconara. Ferrara all'indietro da Isa Pereira. Elpidio chiama movimento di Praticò. Isa Pereira che poi torna a ricevere, non riesce a eseguire un controllo a seguire che le avrebbe probabilmente spalancato le porte per la conclusione a rete. Sì, forse il passaggio un pochino indietro forse era meglio darlo sulla corsa dove era lanciata Isa Pereira. Sì, Isa Pereira che in assoluto, abbiamo detto, ha aperto la stagione delle marcature di questo Città di Falconara nella gara valevole per la seconda di Serie A Fables, ma la prima per le Citizen, perché avevano già rispettato il turno di riposo in questo campionato all'esordio assoluto una settimana prima, e che quest'oggi ha aperto le marcature con il gol di fatto dell'1-0, e quindi continua a sottolineare il proprio ruolo di importanza chirurgica all'interno del Falconara. Qui intanto attenzione a Foti che porta via il pallone, serve Jagar che però di fatto concede un pallone a Sestari, che poi aveva provato a lanciare direttamente il piede. Poi brava nella rimonta Jagar, un po', l'abbiamo detto, macchinosa nei movimenti, ma qui un buon spirito di sacrificio. Ancora Jagar prova a rincorrere questo pallone, la croata, e il Pidio però non può permettere questo tipo di situazione a suo sfavore. Poi esce in bellissimo stile Falconara e Praticò prova con una mezza Veronica a liberarsi per il tiro. Calcio d'angolo per Città di Falconara, ma in porta Isa Pereira. Frastuono clamoroso da parte dell'impatto col pallone che Isa Pereira aveva calciato per cercare il 5-0. Mancano 2:45. C'è il fischio da parte del direttore di gara perché Gaspari ha battuto forse oltre il limite di secondi. Da Cugna serve Prestes che se ne va. Prestes poi cerca il pallone con le unghie, con i denti verso il centro. Ha chiuso Pereira che vuole Praticò, che ancora una volta prova con un pallonetto a segnare un gol ancora più difficile di quello che ha mancato nel primo tempo. Forse qui poteva agganciarla questa sfera. Da Cugna, possesso Lamezia con i minuti che scorrono inesorabili a sfavore delle Lametine.
Tanto qualche accorgimento, se così vogliamo chiamarlo, da parte di mister Giulio Domenichetti a Praticò. Qui è il Pidio che se ne va con un primo controllo straordinario e Aliotta si prende la munizione, l'unica di movimento di fatto a rientrare nel taccuino della direzione di gara alla voce cartellino giallo. Quarto fallo in favore del GT di Falconara. Qui bella giocata, occhio a Gaspari, Gaspari l'ha sognato e l'ha avuto l'esordio con gol al Palavaiali. 5-0 per il GT di Falconara con il gol di Gaspari. Sì, dopo i primi minuti un po' impacciati si è sciolta e adesso sta dimostrando tutto il suo valore. Complimenti alla Gaspari. Eh sì, hai detto perfettamente, si è sciolta la Gaspari, che quindi trova il primo gol in Serie A della sua carriera e lo fa per aumentare ancora una volta il distacco dalla Royal Team Lamezia. 5-0 per il GT di Falconara. Ha segnato la classe 2002 Maria Gaspari. C'era andata vicinissima anche qualche minuto prima, in quel caso Oselame gli aveva negato la gioia. Adesso qui ha fatto anche un bel gol perché ha piazzato un pallone nello stesso angolino in cui aveva segnato Cortés, che comunque significa 5-0 per Falconara. Balardin, Isa Pereira mette il differenziale ma non riesce a raggiungere questo pallone. E allora Prestes va a battere la rimessa per Lamezia. Da Cugna, anticipo secco di Balardin, calciatrice, lo stiamo vedendo Marco, totale la Balardin, perché oltre che permettere quella rotazione della quale parlavamo in assenza di un pivot vero e proprio, garantisce anche tanta sostanza, tanta quantità lì dietro. Sì, accomuna tanta qualità a tanta quantità, come dicevi, è una giocatrice che appunto non scopriamo noi ed è fondamentale per questo roster. Eh sì, adesso va a battere la rimessa laterale e proprio Balardin riceve, calcia in porta. Tanto il Palau applaude l'uscita un po' claudicante di una biancoverde. Adesso andremo a valutare di chi si tratta, penso sia la Aliotta ad essersi fatta male poco fa. Anche per lei naturalmente ci auspichiamo nulla di grave. Intanto Oselame riceve e va in profondità alla ricerca di Prestes, chiude Balardin che apre una voragine verso Cortés e arriva il sinistro ha segnato il 6-0 Falconara, credo con Lucia Gregori. Eh sì, esatto, come annuncia lo speaker, il 6-0 di Gregori, che dunque si toglie anche lei la soddisfazione del primo gol con la maglia della città di Falconara, classe 2009, e dunque tutto bellissimo qui al Palavaiali. Qui attenzione intanto a Pereira che se ne va in bello stile con Da Cugna che cerca la puntata. Cestari la blocca Pereira. Cortés sul secondo palo, non riesce a ricevere da Balardin. 8 secondi alla triplice fischio e 6-0
per il Città di Falconara, con la doppia bella storia in chiusura del gol all'esordio di Maria Gaspari, del gol inaspettatissimo della classe 2009 Lucia Gregori, e dunque la prima in casa della stagione 2024-2025 per la formazione di mister Giulia Domenichetti, è contenitore di tante storie belle all'interno di una partita che aveva visto le Citizens andare a riposo soltanto sull'1-0, ma poi di fatto aggredire questo secondo tempo fino al passivo che recita 6-0 e prima vittoria stagionale per il Città di Falconara. Sì, probabilmente la Mezia ha accusato il secondo gol preso proprio a pochissimi secondi dall'inizio del secondo tempo, dopodiché non è riuscita a reagire e Falconara sulle ali dell'entusiasmo ha praticamente dilagato. Eh sì, dunque continua la propria marcia un po' a rilento la Royal Team Lamezia, che esce sconfitta anche in questa occasione senza subire reti, mentre inverte subito la rotta dopo la sconfitta di San Donato Milanese il Città di Falconara, che torna calorosamente a riprendersi l'abbraccio del proprio Palabadiali. E allora a festeggiare tutti sotto la curva qui dalla Palabadiali. È tutto, un arrivederci da parte di Samuel Miani E Marco Vagnarelli.